Primo giorno di scuola nella Nervesa della Battaglia, messa in ginocchio dall'alluvione di ieri sera, strade come fiumi, case e negozi allagati, oggi la conta dei pesantissimi danni. 150 mm di pioggia caduti in 40 minuti, la notte di paura a Nervesa, le prese con bomba d'acqua e smottamenti, la sindaca chiede lo stato di calamità, i residenti mai visto una cosa del genere. Dalla farmacista bloccata in auto dall'acqua, gli anziani evacuati con il gommone, c'è chi si è visto arrivare una frana in casa, nuova allerta meteo in queste ore. Operazione contro lo spaccio di ecstasy e cocaina, arrestati dai carabinieri 2 pusher di 18 e 19 anni e rifornivano l'area castellana. Omicidio Ceschin, salta l'incidente probatorio, sospesa una delle prove regine, quella del biglietto inviato in carcere da uno dei presunti killer all'ex marito della 72enne di Conegliano. A Ponte di Piave i funerali della coppia di bikers morta nello schianto di San Polo il 1° settembre, anche tanti amici motociclisti per l'addio con la cerimonia unica in chiesa. Le due facce del primo giorno di scuola nella Marca per oltre 100.000 studenti, l'emozione del ritorno in classe e la protesta per i problemi cronici dell'istruzione. Un progetto di pet therapy dell'ULSE 2 ha recuperato 15 adolescenti problematici. Ad una nuova socialità e responsabilità emotiva il direttore Francesco Benazza la propone anche come percorso per le baby gang. La Vespa Orientalis, che a Roma ha sterminato le 50.000 api del ministro dell'Agricoltura, è presente anche a nord-est. Gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro spiegano cosa fare in caso di avvistamento. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque il maltempo in primo piano, primo giorno di scuola rinviato, Nervesa della Battaglia messa in ginocchio dall'alluvione di ieri sera, strade come fiumi, case, negozi allagati, oggi la conta dei danni. Intanto la sindaca fa sapere che richiederà lo stato di calamità alla regione, ma il maltempo non è finito, nuova allerta per le prossime ore, la protezione civile siamo pronti a intervenire. Le strade sopravano dei torrenti, le piazze sopravano dei laghi e si è abbattuta un 150 mm di acqua, un canale è straripato e di conseguenza abbiamo avuto seri problemi su tutte quante le abitazioni che stavano al di sotto di quell'area lì e sono finite sotto acqua. Via Schiavonesca, via Moretti, via Castel di Sotto, via Arditi, Genio Zappatori, Calmontera, Zompini, via Bombardieri. Strade come fiumi, acqua che ha raggiunto anche i 40-60 centimetri. Un'ondata di maltempo che ha colto tutti alla sprovvista. Scantinati allagati, case senza elettricità. Non era previsto neanche una goccia, invece ha fatto il macello che ha fatto. Abbiamo anche dovuto soccorrere delle persone che sono rimaste intrappolate nella propria abitazione e quindi abbiamo avuto delle strade che si sono sbriciolate sotto la pressione dell'acqua. Protezione civile e vigili del fuoco arrivati da Venezia, Montebelluna, Conegliano e Treviso e insieme alla Croce Rossa. Quasi un centinaio di uomini schierati in altrettanti interventi messi a punto solo nel territorio comunale di Nervesa della Battaglia. Un recupero di 2 anziani che erano purtroppo senza corrente e con l'acqua anche alta dentro casa e sono riusciti insomma tra amministratori e vigili a convincerli a venire in comune. Abbiamo attivato poi delle brandine per poterli accudire durante la notte. Si è salvata grazie alla prontezza di lasciare la macchina in tempo e trovare riparo in un garage un'infermiera che si è ritrovata con l'auto al centro dell'ondata e la macchina che ha cominciato a galleggiare. Una famiglia si è rifugiata in soffitta nella paura che l'acqua che stava invadendo la casa potesse continuare a crescere. Una notte da incubo che ha fatto prendere la decisione di non riaprire le scuole nel loro giorno d'inizio. Ci siamo confrontati con il dirigente scolastico e abbiamo deciso appunto che non era il caso di far entrare i bambini nelle scuole perché comunque non c'era stato neanche il tempo di visionarle al meglio per garantire la massima sicurezza. Quei danni sono ingenti, abbiamo
abbiamo la mensa scolastica che purtroppo è in una situazione veramente difficile. Adesso vediamo di attivare tutto quello che è possibile per supportare i cittadini. Disagi importanti anche a Giavera del Montello, crollato il tetto di un'abitazione, danni al momento incalcolabili. Per questo i sindaci dei 2 comuni più colpiti dalla bomba d'acqua improvvisa vogliono chiedere alla Regione lo stato di calamità. Nel sito del comune vengono date anche delle indicazioni per fare appunto le dovute segnalazioni dei danni che tutti i privati hanno ricevuto. Purtroppo l'amministrazione è veramente addolorata e profondamente amareggiata per l'accaduto. Ci siamo già interfacciati con la Regione, insomma adesso attiveremo tutte le procedure. Camminando per le vie di Nervesa, lo scenario apocalittico, tutti al lavoro per cercare di salvare il salvabile dopo l'alluvione, scantinati e andati completamente sott'acqua. In via Zompini ceduto il muro che delimitava l'entrata di un garage. Il proprietario, speriamo che nessuno sia andato a ripararsi qui, la paura è quella di trovare sepolto qualcuno. Quelle 2 che sono in piazza le hanno appena tirate su con il trattore, perché l'acqua è arrivata a questa altezza qua. Sì, da noi per fortuna è rimasta a 40 centimetri, ma noi abbiamo fatto tempo a tirare fuori la macchina. Dopodiché abbiamo guardato il peggio dopo, perché non si può fare niente. Quando arriva un fiume, l'acqua nella mia doccia arrivava su, quindi... No, addirittura la grandine c'è venuta fuori sì, dal piatto doccia. Questa mattina non avevamo più niente. Quella della famiglia Frare, una delle tante storie che camminando per le strade di Nervesa si incontrano il giorno dopo la bomba d'acqua che ha messo in ginocchio il paese. Nessuno scantinato delle case di via Bombardieri del Re è stato risparmiato dalla furia dell'acqua. Allagata anche la vicina centrale dei Carabinieri. In una casa l'acqua ha scavato l'intero vialetto di ghiaie e portato via il marciapiede. È scesa giù veramente in maniera enorme dal Montello. Come vedete è entrata dai nostri cancelli, non altro che ha attraversato tutto il viale di proprietà privata con 60-70 cm di acqua. Poco distante in via Zompini il muro che delimita un orto dall'ingresso di un garage è completamente ceduto. Niente, è caduto il muro che delimitava la rampa, era tutto bloccato qui, c'era mezzo metro d'acqua. Ci ha inondato tutto il garage, l'acqua qui era quasi a livello, arrivava più o meno qua. Infatti abbiamo dovuto con le carriole stare qua a svuotare perché purtroppo non è arrivato nessuno. Ci ha squarciato il cancello con le paratie in questa parte qui. Magari uno si è messo sotto per ripararsi dalla pioggia in bicicletta, eccetera, finché non si tira su. In via Moretti a Nervesa, dove un tubo dell'acqua per la pressione è esploso e ha rotto una strada. In via Schiavonesca la testimonianza di chi ha avuto la taverna allagata, abbiamo visto i mobili galleggiare. C'era l'acqua alta 2,5 metri che scoppiava dal terreno e quindi abbiamo avuto difficoltà anche a rientrare a casa in realtà. Oltre 20 centimetri di acqua in casa, il getto di un tubo scoppiato in via Moretti che ha rotto la strada e ha aggravato una situazione già critica. Le strade erano completamente bloccate e quando siamo arrivati alla fine era già troppo tardi, nel senso che l'acqua comunque aveva invaso sia tutto l'interrato, le case, l'acqua è entrata dentro gli appartamenti, danni gli elettrodomestici, nell'interrato tutto quello che avevamo seppur comunque ci siano 3 pompe che funzionano, quindi comunque l'acqua era davvero tanta. 150 mm di pioggia in poco più di un'ora, acqua che non riusciva a trovare sbocco e che esondava dalle prese verso valle. È diventata un fiume via Moretti che portava con sé fango e detriti. Ancora al lavoro il personale del comune per liberare e mettere in sicurezza le strade. A livello della muretta e quindi dopo ci sono tutti i pozzetti e tutti, c'è un casino.
Ci spostiamo, ma la situazione non cambia. In via Schiavonesca ancora scantinati e taverne allagate. In garage sì, 20 centimetri e la signora in fianco sott'acqua proprio completa. Un disastro. La strada era un torrente, noi a un certo punto pensavamo che fosse esondato il Piave perché tale era la quantità d'acqua che non si riusciva a capire da dove provenisse. Ci siamo spaventati e ovviamente abbiamo dovuto lasciare la taverna, mobili, cucina, tavolo, sedie, elettrodomestici. L'unico, ci siamo riusciti ad affacciarsi e abbiamo visto i mobili che galleggiavano. Mi hanno chiamato i vicini che qui c'era il disastro e siamo partiti ieri sera alle 11 dalla Puglia, questa mattina alle 9 siamo arrivati e la situazione è questa. Abbiamo tutto sott'acqua, il piano interrato, è entrata acqua anche in salotto. Avevamo la taverna tutta mobiliata e il problema è che avevamo anche la centrale termica, i pannelli solari, le batterie del fotovoltaico e i danni sono molti. E nuova allerta meteo nelle prossime ore per temporali e vento forte da stasera e per tutta la giornata di domani. Intanto piena solidarietà ai sindaci dei comuni colpiti dal maltempo, arrivata oggi anche dal presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Le immagini che arrivano da Nervesa della Battaglia ci lasciano ovviamente tutti impietriti, perché una tale violenza da parte del maltempo raramente si vede, e quindi innanzitutto mi metto a disposizione come città di Treviso nei confronti del sindaco. A disposizione per Nervesa della Battaglia, così come per tutti i comuni che stanno riscontrando in queste ore disagi legati al maltempo. Invoca solidarietà tra i sindaci Mario Conte, primo cittadino a Treviso e presidente ANCI Veneto, all'indomani della tempesta che ha messo in ginocchio Nervesa. Da rafforzare, perché oggi è successo a Nervesa, domani potrebbe succedere a Treviso, però in passato abbiamo visto anche altri comuni di altre province. Pensiamo alle comunità e siamo a disposizione per aiutarli. Come fu per Valla di Riese, fenomeni atmosferici che stravolgono una comunità e lasciano alle loro spalle conseguenze importanti, con carichi di lavoro destinati a protrarsi nel tempo, non solo per i danni da riparare, ma anche perché il maltempo, annuncia il meteorologo Giancarlo Iannicelli, tornerà. Purtroppo domina le condizioni del tempo una depressione piuttosto profonda, il cui centro è localizzato addirittura sulla penisola scandinava. Ebbene, da quella posizione ci indirizza sistemi perturbati, e uno dei quali nelle prossime ore purtroppo attraverserà il nostro territorio. Quindi già da stasera aveva un peggioramento sensibile, e poi domani purtroppo una giornata di piogge abbondanti, diffuse. Temperature in calo però già da domani, massime anche sui 15 gradi, un dato che scongiura il rischio di fenomeni troppo intensi, che sono poi quelli che stanno creando i disagi maggiori. Nonostante arrivi aria più fresca da nord, non ci sarà quello scontro tra due grosse differenze, quindi avremo precipitazioni diffuse e localmente potremo avere qualche fenomeno temporalesco, ma nulla più. Ecco, sono più preoccupanti le piogge abbondanti, continue, quindi che si accumuleranno. Le eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate nella seconda metà di maggio avevano causato a Guia di Valdobbiadene gravi danni alle opere di difesa idraulica del torrente Raboso, importanti erosioni delle sponde di un affluente minore interessato anche da una significativa frana di versante. Le nostre strutture regionali del Genio Civile di Treviso, spiega l'assessore al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottaccin, valutate le condizioni di pericolo, hanno perciò immediatamente avviato un intervento in regime di somma urgenza per un importo complessivo di 250.000 euro finalizzato al ripristino della sicurezza idraulica che ha interessato, oltre al torrente Raboso, anche un tratto del fiume Soligo, dove si era registrato un'erosione della sponda sinistra in comune di Pieve di Soligo. I lavori consegnati a metà di giugno sono stati ultimati nei giorni scorsi in anticipo alle scadenze contrattuali. Ed ora siamo alla cronaca. Operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestati dai carabinieri di Castelfranco 2 pusher giovanissimi.
Cocaina ed ecstasy destinata alla movida della Castellana, un'operazione dei carabinieri di Castelfranco che da qualche tempo tenevano sotto controllo due giovanissimi. Uno di loro riforniva di sostanze stupefacenti i ragazzi coetanei che incontrava nelle piazze. Ad attirare l'attenzione dei militari dell'arma è stato proprio l'atteggiamento sospetto di questi giovani di 18 e 19 anni. Gli investigatori hanno così deciso di monitorare la situazione e di effettuare ulteriori accertamenti fino al blitz che è scattato il 6 settembre. I carabinieri di Castelfranco hanno fermato il 19enne di Riesi Piodecimo. Il giovane pusher è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisa in piccole dosi, nonché di 93 pastiglie di ecstasy. La cocaina, considerata fino a qualche tempo fa la droga dei ricchi, ora è a portata di tutti. 1 grammo viene ceduto tra i 20 e i 30 euro, un fenomeno più che mai preoccupante e che vede sempre più giovanissimi non solo assuntori ma spacciatori. Le indagini degli investigatori hanno poi portato ad arrestare il 9 settembre anche il 18enne di Vedelago, ritenuto a buon titolo un fiancheggiatore del coetaneo. Il ragazzo sarebbe stato insomma il custode della droga per il pusher. Nella sua abitazione i militari dell'arma hanno trovato 130 grammi di cocaina e 17 pastiglie di ecstasy, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. I due sono stati giudicati per direttissima dal Tribunale di Treviso, il quale ha convalidato i provvedimenti presi, adottando la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti del primo del 19enne, mentre il secondo, il 18enne, è stato rimesso in libertà. Ed ora torniamo a parlare dell'omicidio Ceschin. Salta l'incidente probatorio, sospesa una delle prove regine, quella del biglietto inviato in carcere da Sergio Lorenzo, accusato di essere uno dei killer, al presunto mandante del delitto, l'ex marito della vittima Enzo Lorenzon. È stata un'eccezione presentata dalla difesa a far saltare l'incidente probatorio che avrebbe dovuto cristallizzare l'acquisizione di una delle prove regine nel delitto di Margherita Ceschin. Si tratta del pizzino, ovvero il biglietto intercettato dagli inquirenti, scritto in carcere da uno dei presunti killer, Sergio Lorenzo, ed inviato all'ex marito della vittima, considerato dagli investigatori il mandante dell'omicidio. Uno scritto consegnato ad un carcerato, compagno di cella, che avrebbe dovuto recapitare direttamente a Lorenzon, fra le frasi scritte quelle di essergli fedele sempre, ma l'esame del test è arrivato fuori dal tempo massimo. In questa fase l'incidente probatorio ritenevamo che non potesse essere fatto essendo stata superata la fase dell'udienza preliminare. Il giudice ci ha dato ragione e quindi ha rinviato eventualmente all'assunzione della prova in sede ordinaria, cioè davanti alla Corte d'Assise. Insomma, la prova è stata congelata. Questo vuol dire a livello processuale che la prova dovrà essere assunta, come ha detto il collega, nel momento in cui è ordinariamente assunta, quindi davanti al dibattimento, davanti al Tribunale, alla Corte d'Assise, e se dovesse per caso rendersi per qualche motivo non più reperibile il test, chiaramente la prova verrebbe meno. Sostanzialmente, se oggi fosse stata assunta questa prova, sarebbe diventata una prova già acquisita per il processo. Ad oggi quel documento che è stato sequestrato non è una prova. Presenti in tribunale gli avvocati della difesa dei 7 imputati. Il test, ovvero il carcerato che ha consegnato il biglietto alla polizia penitenziaria, avrebbe dovuto riferire anche delle frasi confidate da Lorenzo circa il delitto ed il pagamento di 1 milione da parte di Lorenzon, l'ex marito, se avessero ucciso la 72enne pensionata. Tutto ora è stato sospeso, la prova sarà portata in dibattimento quando inizierà il processo ad ottobre. La donna fu brutalmente assassinata nella sua abitazione, aggredita, soffocata ed uccisa. Insieme ai parenti, una folla di bikers, amici e conoscenti ai funerali di Manola Cucchi e Massimo Bortolato, i 2 motociclisti rimasti vittima di un incidente il 1 settembre a San Polo di Piave. Insieme
Insieme viaggiavano sulla Harley Davidson, Manola Cucchi di San Donà di Piave e Massimo Pancus Bortolato di Ponte di Piave, quel 1° settembre che è costato loro la vita. E insieme sono stati salutati in una cerimonia toccante, con tanti amici bikers commossi, giunti da tutto il Veneto, che hanno voluto accendere i motori al loro passaggio e fare l'ultimo inchino a 2 amici e compagni di avventure. Massimo e Manola stavano facendo una svolta a San Polo di Piave durante una gita in moto quando sono stati centrati da un'auto che proveniva in senso opposto. Sono stati sbalzati di sella di circa 30 metri, ricadendo con violenza sull'asfalto. Per Massimo non c'è stato nulla da fare, mentre Manola è spirata il giorno dopo al Cafoncello di Treviso. Massimo e Manola hanno dovuto affrontare nella loro vita tante difficoltà e prove. Manola ha sempre affrontato con il sorriso le prove, cercando di trovare sempre un positivo in tutto ciò che ha vissuto, e questo è anche un grande insegnamento che ci lascia. Massimo da parte sua era generoso nel suo lavoro, nelle relazioni con la gente, nella sua intraprendenza. Gli piaceva stare insieme con semplicità e amicizia, con tutti. Dopo un tempo di grandi prove, in questo ultimo periodo della loro vita, si sono incontrati e capiti, trovando tra loro aiuto e sostegno reciproco e condividendo la comune passione per la moto. Subito dopo la cerimonia, Manola, accompagnata dai figli Angelica e Alan, dalla nipote Valentina e dalla cognata Patrizia, ha proseguito per il cimitero di San Donà, dove è stata tumulata nel pomeriggio. Massimo, insieme ai genitori Luigino e Caterina, i fratelli Alessandro con Cinzia, Marco con Rina e Davide, i nipoti Diana, Cristiano e Pietro, è stato invece accompagnato a piedi al cimitero di Ponte di Piave. Io conoscevo più Massimo che Manola, perché ci eravamo conosciuti molti anni fa quando avevamo cominciato assieme la strada dell'Harley Davidson, ed era un vulcano ed era sempre pieno di spirito, quindi è per questo che ce lo ricorderemo molto. E parliamo ora del primo giorno di scuola per oltre 100.000 studenti della Marca. A Treviso la task force di MOM per gestire il flusso di giovani negli autobus. Primo giorno di scuola, contenti? Tantissimo. Tantissimo. Emozionati? Sì, abbastanza, dai. Avete dormito? Sì, quello sì. Nervosismo? Sì. Che giornata sarà? Speriamo che andrà tutto bene e che riusciamo a imparare qualcosa. Ora è 7:50, gli studenti si preparano a raggiungere i loro istituti. Alcuni sono emozionati, altri non hanno dormito per l'agitazione. Insieme a loro anche alcuni genitori. La ragazza che è andata in prima si è svegliata stamattina alle 5:30, dunque non penso abbia dormito tanto bene. Che giornata sarà? Faticosa. Non lo so, spero vada bene. Una giornata memorabile anche per i più piccoli, con i loro trolley carichi di libri. Solo i ragazzi delle prime dovevano entrare alle 8, ma i veterani hanno deciso di arrivare in anticipo per rivedersi dopo le vacanze e scegliere i banchi migliori. Giusto per trovarci un po' prima del primo giorno di scuola, anche così per fare colazione insieme. È sempre bello trovarsi un po' prima per ritrovarsi dalle vacanze, avere un po' di tempo per riambientarsi anche con le persone a cui teniamo, insomma. Per prendere i posti. Il banco strategico. Allora, noi abbiamo pensato terza fila attaccati al muro. Questa mattina molti studenti hanno utilizzato gli autobus per andare a scuola. In diversi punti della città erano presenti bus navetta che li hanno portati a destinazione senza problemi. MOM ha istituito una task force per garantire l'accesso ai mezzi pubblici solo a chi possiede un regolare titolo di viaggio. Operative per l'occasione 6 squadre di controlleria, oltre a diversi assistenti alla clientela. Impiegate anche circa 30 persone con pettorine identificative per assistere gli studenti. Nonostante il traffico fosse intenso, sia all'andata che al ritorno, è rimasto tutto comunque scorrevole. Oggi è andato tutto bene, cioè è arrivato anche in orario il bus, e mentre di solito fanno anche tanto ritardo i primi giorni. Per il momento bene comunque, tranne qualche problema con gli abbonamenti. L'applicazione è un po' gestita male secondo me. Nei bus navetta potevano salire solo gli studenti muniti di abbonamento. I
il che ha provocato la rabbia di alcuni studenti. Ho scoperto stamattina arrivando che ci sono le navette riservate agli abbonamenti e quindi io non posso salire con il biglietto che ho pagato, devo per forza avere l'abbonamento. Per chi come lui provvisto di solo biglietto, a disposizione solo gli autobus di linea, rendendo di conseguenza le corse molto affollate, situazione segnalata anche da alcuni telespettatori. Protesta contro il governo questa mattina da parte degli studenti medi del Veneto. Una delegazione ha fatto un flash mob davanti a scuole di tutta la regione. A Treviso è stato scelto il Fermi. Oggi ci troviamo davanti a tutte le scuole del Veneto per mandare un forte segno di contrasto a questo governo. Un governo che negli ultimi 2 anni, siamo a pochi giorni dal secondo anno di mandato del governo Meloni, non ha fatto niente per nascondere la sua matrice neofascista e soprattutto non ha fatto niente per tutelare il diritto allo studio degli studenti. Un governo che non li rappresenta, dicono, per questo hanno scelto il primo giorno di scuola per comunicare il loro disagio. È la rete degli studenti medi che si è data appuntamento in tutta Italia e così anche a Treviso. Siamo al Fermi, sono le 7:30 del mattino. Questo gruppo di ragazzi ha accolto gli studenti alla loro prima campanella con questo striscione e un fazzoletto rosso al braccio. Abbiamo scelto come studenti e studentesse, in generale come generazione, il simbolo del fazzoletto rosso che porteremo per tutto l'anno attaccato ai bracci, agli zaini, davanti alle scuole, al collo, per simboleggiare una forte opposizione. Denunciano un diritto allo studio negato per la mancanza di politiche sociali nei confronti delle famiglie più in difficoltà. Scuole spesso fatiscenti, a Treviso il caso delle medie Coletti, dove intrusi hanno passato la notte per diversi giorni durante l'estate, e la censura subita quando hanno cercato di esprimere il loro dissenso. È un governo che vuole spaccare il paese, ha un governo che vuole lasciare gli ultimi indietro, ha un governo che vuole essere sempre più forte coi deboli e debole coi forti. Noi opponiamo un simbolo di unitarietà, noi opponiamo un simbolo di coesione, noi opponiamo un simbolo che rappresenti una generazione che è stanca di questo tipo di politica. 1800 supplenti inseriti nella Marca, fino ad ora sono arrivate 60 disdette, l'ufficio scolastico provinciale snocciola i numeri. A Montebelluna però ci sono insegnanti che questa mattina si sono ritrovati un'aula vuota. Abbiamo mandato i nostri figli a scuola, però si sono fermati davanti al cancello della scuola e al suono della campanella alle 8:10 non sono entrati in classe. È la forma di protesta, l'unica possibile per loro, di 28 famiglie che hanno i figli iscritti alla classe seconda dell'Istituto Agrario Domenico Sartor, sede di Montebelluna. Le 2 classi prime sono state accorpate in un'unica sezione quest'anno, costringendo 28 alunni, 4 hanno la legge 104, diversi hanno certificazioni in un'unica classe. Lei dice insostenibile fare lezione così? Insostenibile, assolutamente insostenibile. Ma comunque non a norma di legge. I genitori si dicono pronti a far disertare le lezioni ai loro figli anche domani. Dalla loro parte la dirigente Antonella Alban. Ignorate, raccontano i genitori fino ad oggi, le comunicazioni inviate all'ufficio scolastico provinciale. La presidente Barbara Sardella questa mattina, in occasione del primo giorno di scuola, ha reso noti i numeri del precariato, intanto non nascondendo che anche quest'anno è stato un avvio difficile. È normale che le criticità ci sono sempre, insomma. Sarebbe strano se non fosse così. Peraltro, insomma, ogni avvio di anno scolastico è diverso da quello precedente, però devo dire che i risultati ci sono stati, siamo riusciti a fare tutto entro questa giornata, compreso anche il personale ATA. 1800 le supplenze assegnate, 900 al sostegno, circa 60 le rinunce arrivate, posizioni che saranno coperte nelle prossime ore. Erano 600-700 posti, ma li abbiamo coperti tutti. Adesso, ripeto, con le rinunce abbiamo una 60ina di posti da coprire, ma tra domani e dopodomani faremo una seconda chiamata. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, il quartiere San Zeno ha accolto con entusiasmo l'inaugurazione della nuova scuola primaria Don Milani.
Questo è un giorno speciale soprattutto per gli studenti che frequentano il plesso Don Milani, un plesso che dopo anni di lavori è stato finalmente restituito agli studenti, agli insegnanti, alle famiglie, un plesso all'avanguardia che adesso aspetta solo di essere riempito dall'entusiasmo, dalla gioia e dalla curiosità e la voglia di imparare dei nostri ragazzi. La nuova scuola primaria Don Milani offre 10 aule, 3 laboratori, una biblioteca, una palestra, una mensa e spazi polifunzionali, creando un ambiente ideale per la crescita, la cultura e l'aggregazione, senza contare che il plesso è stato ricostruito secondo i più recenti standard antisismici e di efficienza energetica. È una scuola e anche la palestra sono strutture interamente NZEB, quindi energia passiva di fonti rinnovabili, con pannelli fotovoltaici, pompe di calore. La scuola precedente aveva un consumo di 247 kW e questa raggiunge a malapena i 16, con un risparmio del 16% di consumo energetico senza il metano e con il risparmio del 60% di CO2. La palestra? La palestra è una palestra concepita con gli standard ufficiali, quindi potrà essere servita sia dalla scuola ma anche da attività extrascolastiche e sarà completata con gli attrezzi igienici, quindi i canestri, le spalliere eccetera, e poi metteremo la finitura finale, il parquet, entro il mese di dicembre. Il sindaco Mario Conte ha ufficialmente inaugurato il plesso con il tradizionale taglio del nastro accompagnato dai bambini nel salone centrale. Alla cerimonia erano presenti anche la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Barbara Sardella e la dirigente dell'istituto comprensivo Felicet Francesca Magnano. Era da tanto che si aspettava questo giorno? Sì, era da tanto, abbiamo avuto tante vicissitudini proprio strutturali, diciamo, di problemi amministrativi e non, l'amministrazione comunale li ha risolti tutti e finalmente adesso siamo entrati tutti insieme e quindi siamo molto felici. Il costo totale dell'opera è di 4,3 milioni per la scuola e di 2,6 milioni per la costruzione della palestra. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio. Un progetto di pet therapy ha recuperato 15 adolescenti problematici ad una nuova socialità e responsabilità emotiva. Il direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi la propone anche come percorso per le baby gang. Asini e conigli come mediatori sociali per recuperare 15 adolescenti problematici ad una migliore emotività e capacità relazionale insieme ai loro genitori. È il progetto sperimentale di Pet Therapy Outdoor with Animals, avviato nei mesi scorsi dall'unità Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori dell'ULSS 2, diretta dal dottor Nicola Micheletto e realizzato alla fattoria Borgo Casoni della cooperativa Insieme si può e finanziato dalla Fondazione di Comunità della Sinistra Piave. Il progetto intercettava i disturbi ansioso-depressivi tra gli adolescenti della Marca, aumentati del 24% dopo la pandemia, e ha dato risultati straordinari. I ragazzi che hanno fatto questa esperienza e parallelamente i loro genitori sono stati restituiti alla comunità, cioè oggi possiamo dire sono tornati a scuola. I minori coinvolti sono stati ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni, con vissuti di sfiducia verso il mondo, paura del contatto con adulti coetanei, fatica a socializzare, ad andare a scuola, a praticare uno sport, quelli che spesso si rifugiano tra social e videogiochi. 10 gli incontri anche per i genitori, seguiti da psicoterapeuta, assistente sociale ed educatrice. La scelta degli animali non è stata casuale. I conigli favoriscono il superamento della paura, gli asini sono empatici ed inclusivi. Attraverso la carezza e il prendersene cura, i ragazzi hanno superato lo stallo evolutivo, imparando a gestire la lontananza da casa o la separazione dai genitori. Una soluzione che il direttore Benazzi vede bene anche per le baby gang. Perché non proviamo, parlerò col sindaco di Treviso, con sua eccellenza il prefetto, perché non proviamo a giocarci questa carta importante del lavorare con gli animali anche quei ragazzi che oggi purtroppo compongono quelle cosiddette baby gang, che sono ragazzi che secondo il nostro punto di vista possono essere, tra virgolette, usiamo il termine, recuperati alla società civile e con anche una positività nel loro agire. Ce la giochiamo come ultima carta e io credo, anzi sono convinto, vedendo l'organizzazione che ha la comunità Insieme si può,
possa veramente questa organizzazione, questo modo di lavorare aiutare questi ragazzi a fare un percorso di vita diverso, un percorso di vita di donazione agli altri, di amore verso gli animali, ma di amore verso se stessi, ma anche verso i propri simili. La Vespa Orientalis, che a Roma ha sterminato 50.000 api in un giorno, è presente anche a nord-est. I massimi esperti di questo insetto sono a Legnaro, all'Istituto Zooprofilattico, e ci spiegano che cosa fare in caso di avvistamento di nidi. Sono diventate tristemente famose pochi giorni fa quando hanno sterminato oltre 50.000 api collocate nelle arnie tricolori sul tetto del Ministero dell'Agricoltura a Roma. Stiamo parlando della Vespa Orientalis, che nell'ultimo decennio ha esteso la sua presenza anche nel nord Italia, in particolare dal 2018 è arrivata prima a Trieste e poi nel nord-est. È una specie di calabrone particolarmente aggressivo, come ci spiega l'esperto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro. Rappresenta un ulteriore pericolo, diciamo, per gli alveari, in quanto è una predatrice di api, in quanto diciamo, trova nelle api una importante fonte alimentare. Sostanzialmente le api rappresentano un'importante fonte proteica che la Vespa appunto utilizza per l'alimentazione della covata. La Vespa Orientalis è classificata come una specie neonativa perché storicamente è presente in Sicilia. L'arrivo a nord-est, soprattutto a Trieste, ha fatto preoccupare gli apicoltori, visto che sono particolarmente ghiotte di api. E in un contesto generale la presenza appunto di queste vespe, sia dell'Orientalis ed eventualmente anche della velutina, possono causare un danno notevole. Addirittura la velutina è in grado di azzerare quasi un alveare nell'arco di una giornata. La Vespa Orientalis crea i propri nidi a terra. In caso di ritrovamento nei giardini delle proprie abitazioni, ecco cosa si deve fare. Importante è la segnalazione diciamo, ai servizi veterinari, anche se la competenza, diciamo, non è specifica dei servizi veterinari, però è importante, diciamo, sono un importante punto di riferimento. E poi i servizi veterinari, i servizi delle ASL hanno la possibilità di intervenire per neutralizzare questi nidi qualora rappresentassero effettivamente un pericolo per la popolazione. Anche sull'uomo può avere conseguenze fastidiose e dolorose in caso di puntura, come accade con il calabrone europeo autoctono. È importante ovviamente nel limite del possibile evitare il contatto con la vespa, e quindi se si dovessero incontrare le vespe è importante rimanere fermi, allontanarsi lentamente, evitando ogni reazione, ogni movimento, no? In genere si cerca di scacciare l'insetto fastidioso, e questo è proprio il comportamento che non deve essere adottato. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. La realizzazione della diga del Vanoi non è in questo momento all'attenzione del Ministero dell'Agricoltura né nell'elenco delle priorità infrastrutturali contro la siccità. È la novità del giorno sull'ipotesi progettuale fortemente voluta dal Consorzio Brenta, a cui lo stesso Ministero ha finanziato esclusivamente lo sviluppo progettuale con i fondi PNRR. Si discute da mesi sull'ipotesi di realizzazione della contestata diga del Vanoi, e soltanto oggi si viene a sapere che il Consorzio Brenta ha ricevuto esclusivamente i fondi che hanno finanziato lo sviluppo progettuale dell'opera, da progetto di fattibilità a progettazione definitiva. Null'altro di più dal Ministero dell'Agricoltura, che lo scrive nero su bianco nella PEC del 24 luglio alla provincia di Belluno, in risposta alla richiesta di interrompere la progettazione e di cancellare la previsione dell'invaso. Una lettera misteriosamente sparita dai radar, sepolta nei cassetti di
rispettivi palazzi istituzionali del Ministero Infrastrutture, della Commissione Permanente del Senato, della Regione Veneto e del Consiglio regionale, delle province di Belluno e di Trento, dei sindaci dei comuni interessati dallo sbarramento. Eppure quell'informazione era ed è dirimente, ciò l'ha confermato l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che dice come a questo punto non sia più in discussione se fare l'opera o meno. Un'importantissima novità rispetto allo scenario che si prefigurava alcuni giorni fa. Diciamo che quindi lo scenario che si prospetta è quello di una progettazione che sta andando avanti, e però non c'è da nessuna parte, almeno per quanto io sia venuto a conoscenza, di finanziamenti dell'opera. Ma c'è di più, afferma Bottacin. L'opera non compare nell'elenco del Ministero delle Infrastrutture e il commissario nazionale per la siccità Nicola Dell'Acqua non ha inserito la diga del Vanoi fra le opere prioritarie. Al contrario, su richiesta della Regione Veneto, sono stati compresi gli interventi per lo sghiaiamento del lago bellunese del Corlo ad Arsier e del rifacimento dello scarico di fondo del bacino per accumulare più acqua e gestire in modo ottimale la laminazione delle piene. Quindi maggior sicurezza per tutta la valle del Brenta, maggior fruibilità del lago e dal punto di vista ambientale anche lo sghiaiamento del lago, che è un aspetto assolutamente importante, sono 107 milioni di euro. Oggi l'ipotesi progettuale del Consorzio Brenta viene commentata anche dal presidente veneto di Lega Ambiente Luigi Lazzaro. Ipotesi progettuali del tutto fuori dall'epoca storica in cui viviamo, che non hanno niente a che riguarda con l'adattamento ai cambiamenti climatici, che non sono per niente utili alle comunità e ai territori. A guardarlo oggi l'ennesimo tentativo di fare una diga sul Vanoi tale resterà anche per il Consorzio Brenta, che per contrastare i problemi legati alla siccità dovrà trovare strade alternative. L'agricoltura è evidente che deve avere un'importanza nella gestione complessiva degli aspetti socio-economici, ma è altrettanto vero che non possiamo assolutamente esporre a rischio popolazioni, peraltro che hanno già pagato conseguenze di disastri come il Vajont in passato. Continuano a suscitare clamore e sconcerto le immagini della predazione di un piccolo cervo all'ingresso della frazione di Caviola in comune di Falcade. Il video di 8 giorni fa documenta un lupo che si avventa sulla preda, probabilmente già ferita, e si ignara in che modo, dice il sindaco di Falcade Mauro Salvaterra. Il primo cittadino è stato chiamato dai residenti e in via Nenni è arrivato con i carabinieri forestali di Agordo, che hanno provveduto a rimuovere quello che restava della carcassa del piccolo cervo. Un caso anomalo, aggiunge ancora Salvaterra, che ad ogni buon conto sottolinea come il grande predatore sia ormai tanto confidente e che una predazione in mezzo al paese è circostanza che non può essere sminuita. Primo giorno di scuola e prima protesta degli studenti del fazzoletto rosso, che oggi hanno lanciato un attacco al governo a cui viene richiesto a gran voce un cambiamento, riforme strutturali nell'istruzione e nella società. Come in tutto il Veneto e in provincia, i rappresentanti di Rete degli Studenti Media hanno presidiato gli istituti di Belluno e Feltre con volantini, cartelloni e striscioni. Nel simbolo che ci caratterizza, un fazzoletto rosso, vediamo il segnale più unitario e largo possibile, che segna un contrasto al governo che porteremo ovunque nelle piazze dell'autunno, hanno affermato i referenti dell'associazione, stanchi di accettare in silenzio i soprusi dell'esecutivo più a destra della storia repubblicana. E dunque avvio del nuovo anno scolastico con i problemi di sempre, fra calo degli studenti, carenza di docenti e di personale amministrativo. Istituzioni in prima fila questa mattina per il saluto a bambini e ragazzi, con l'esortazione all'impegno, al rispetto e alla solidarietà. Prima campanella per alunni e studenti di 24 istituti comprensivi, 12 superiori e 7 paritari della provincia di Belluno e rappresentanti delle istituzioni presenti in ogni luogo per portare saluti e auguri per l'avvio del nuovo anno scolastico. I problemi sono quelli di sempre, fra carenza di personale, docenti e amministrativi e calo significativo delle iscrizioni, oltre a quello del trasporto scolastico, che tutti si augurano possa garantire maggiore serenità a chi è costretto a spostarsi dal proprio comune per assolvere al diritto allo studio. A Feltre stamattina
mattina cerimonia con alzabandiera alla scuola media Rocca. Un inizio anno scolastico che è rappresentato innanzitutto da profondo impegno, rispetto, solidarietà tra i compagni e l'impegno che poi si sostanzia non soltanto nell'attività didattica, prettamente didattica, ma poi anche in tanti progetti che peraltro vengono svolti in sinergia con l'attività del Comune. Tra le iniziative oramai consolidate di collaborazione fra scuola e istituzioni ci sono quelle di educazione alla legalità garantite dalla sinergia con le forze dell'ordine che, come ricorda il comandante provinciale dei Carabinieri di Belluno Enrico Pigozzo, affiancano le istituzioni scolastiche rendendosi disponibili a incontri, conferenze, visite per rinnovare l'impegno a favore della diffusione della cultura della legalità. Io credo che i ragazzi abbiano bisogno di stare insieme e di condividere esperienze principalmente e soprattutto necessitino di avere costantemente delle guide che riescano ad interpretare quelle che sono le loro esigenze. Tappa all'Istituto Fermi a Pieve di Cadore per il presidente della provincia Roberto Padrin, che ha illustrato i progetti di edilizia scolastica in corso per 40 milioni circa. In particolare a Pieve la provincia sta realizzando il nuovo istituto per ottici, i cui lavori procedono senza intoppi. L'intervento vale 6,7 milioni di euro e il cronoprogramma individua la fine dei lavori per la primavera 2026. Domani alle 11 a Fonzaso in piazza 1° novembre si svolgerà la cerimonia di svelamento e inaugurazione della targa in memoria del finanziere Luigi De Zorzi, caduto a nemmeno 30 anni in Montenegro nel 1941 durante il secondo conflitto mondiale. Alla cerimonia ci saranno le massime autorità locali, oltre al generale Rappanotti, comandante regionale della Guardia di Finanza, accompagnato dal colonnello Guarino, comandante delle Fiamme Gialle di Belluno. La cerimonia fa parte delle iniziative organizzate per promuovere il 250° anniversario della fondazione del Corpo. A Belluno si avvia il piano città degli immobili pubblici, lo strumento dell'Agenzia del Demanio per gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico. La firma dell'accordo questa mattina a Palazzo Rosso fra Demanio, Comune e Soprintendenza. Dare valore al territorio attraverso il patrimonio immobiliare pubblico per favorire la rigenerazione urbana. La sintesi dell'atto sottoscritto oggi a Palazzo Rosso, che fa di Belluno il secondo capoluogo in Veneto dopo Verona, che sigla un'intesa per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei beni pubblici con azioni sinergiche e coordinate. Si chiama Piano Città degli Immobili Pubblici ed è lo strumento adottato dall'Agenzia del Demanio che con la Soprintendenza e il Comune hanno siglato l'accordo che individua i primi 6 immobili. Si tratta dell'ex caserma Fantuzzi, dell'ex caserma Tasso e dell'Intendenza di Finanza di proprietà dello Stato, del Palazzo dei Giuristi, dell'ex Villa Sartori e di Villa Montalbanna di proprietà comunale. Il valore immobiliare di mercato si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro, ma si sa che i prezzi dello Stato, intenzionato a coinvolgere anche investitori privati, possono variare. Importanti sono le ipotesi progettuali, alcune delle quali già note, come la destinazione dell'ex Fantuzzi, che oltre ad ospitare la nuova sede della Questura e dell'Ufficio Immigrazione, potrebbe aprire i suoi spazi ad altre sedi di uffici della pubblica amministrazione o, certamente più produttivo, trasformare i suoi volumi per alloggi sociali destinati a lavoratori e studenti fuori sede. All'ex Tasso si trasferiranno gli uffici finanziari, oggi riuniti nel chiostro dei Serviti in piazzetta Santo Stefano, e saranno realizzate alcune residenze della Questura. Nota la vocazione del Palazzo dei Giuristi, sede dell'ex Museo Civico, che nei piani dell'amministrazione dei Pellegrini dovrebbe diventare museo archeologico. Ipotesi di social housing per l'ex Villa Sartori fra Sargnano e Cusighe, mentre per Villa Montalbanna si sta valutando con l'Università di Verona la possibilità di realizzare la sede distaccata della sezione sperimentale della Facoltà di Informatica. Tempi e modalità degli interventi statali sconosciuti, ma la strada sembra aperta per raggiungere gli obiettivi. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla e subito dopo le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata.